Ciao amici, bentornati per questo 37esimo episodio ormai di questa saga veneziana che ormai è giunta al 1571, cioè potremmo dire a un terzo del totale del tempo del gioco e potremmo già tirare qualche somma, cioè in questo tempo siamo riusciti comunque a essere il primo colonizzatore quasi assoluto ed esclusivo, potremmo dire, dell'America, un impero coloniale anche in Africa e soprattutto abbiamo già pressoché unificato l'Italia, conquistando anche la penisola balcanica. Quindi direi che come primo terzo del gioco non ci ha fatto male. Nella seconda parte il nostro obiettivo rimarrà sempre quello che ci eravamo fissati all'inizio, di diventare i più grandi commercianti di beni di ogni tipo che ci siano. Però se trovo i beni, dov'è? Market share 0%, interessante. Come mai 0%? Questo va, sì? No, perché magari lasciamo che passi un giorno per aggiornare la situazione. Non ho capito. Market share 0%. Una bella domanda. Siamo i primi produttori di vino e di schiavi. Mio Dio. I nostri stati coloniali producono forniture navali, tabacco, zucchero, cotone. Siamo primi in tutto praticamente. No, c'è la Russia che ci vuole eguagliare forse, ma solo in due, tre categorie. No, vabbè, probabilmente io immagino cosa ci impedisce di, di primeggiare, cioè la sovraestensione che si è ridotta, diciamo più che altro abbiamo spostato il problema perché abbiamo ceduto una parte di provincia al Marocco, ma vediamo chiaramente che il Marocco da solo non è in grado, ma proprio assolutamente non è in grado di gestire la situazione e quindi dovremmo mandare queste truppe in aiuto. Però il generale invece lo dovremmo posizionare qui, perché questi dovranno cavarsela da soli. Cercheremo di aspettare gli aiuti se avremo il tempo, perché qua il pericolo di perdere è grave e non è assolutamente possibile rischiare, perché abbiamo speso davvero un sacco di soldi per integrare. Abbiamo speso 112 122, scusate, di potere amministrativo e non abbiamo intenzione di perderlo. E comunque vi dicevo, primeggiare nel traffico di tutti i beni preziosi. eh, Direi che la prima potenza militare l'abbiamo già conseguita, quasi, e presto la conseguiremo completamente. La prima potenza navale, anche se ultimamente è stata un po' messa in dubbio, c'è e la confermeremo. E la prima potenza mercantile e commerciale lo siamo già da tempo. Siamo un po' in difficoltà in questo momento appunto per la sovraestensione, ma nonostante questo siamo i primi al mondo come introiti e probabilmente riusciremo anche a avere un bilancio positivo nel prossimo mese. Ma soprattutto, vista la situazione, cercheremo di unificare l'Italia e magari di estendere completamente il nostro potere sul bacino del Mediterraneo e su tutte le isole, come segno davvero distintivo della nostra superiorità navale. Comunque adesso facciamo questo episodio che forse non sarà lunghissimo, perché pensavo di fare anche il tutorial quest'oggi che concerne la musica. Allora, beh, iniziamo a partire. Partiamo piano perché è passato qualche giorno, non vorrei dimenticare qualcosa, non ci sono altre ribellioni. Come va la situazione in queste lontanissime regioni? Questi se ne stanno andando qua perché forse devono ripescare esattamente qualche truppa. Qui sembra che i norvegesi
non abbiano intenzione di continuare la colonizzazione. Sarebbe davvero un sollievo avere un nemico in meno, insomma. Qui abbiamo un grande esercito, però come vedete è per lo più composto a mercenari. E intanto siamo già comunque al 12 giugno e io direi che a sto punto è conveniente imbarcare le nostre truppe. Questi qui io li sposterei in un posto dove c'è meno rischio di rivolta, ma tutto sommato questo bilancio era fasullo evidentemente. Invece potremmo cercare di migliorare i nostri introiti tassando i nostri carissimi stati coloniali, ma non è il caso forse, dato che il potere amministrativo ci servirà per progredire tecnologicamente. Siamo molto indietro e vogliamo raggiungere il prima possibile il quarto gruppo di idee, che a livello 14 ci mancano ben 4 livelli. Tecnologicamente parlando siamo messi piuttosto male. Come vedete siamo a un livello poco occidentale, direi, perché siamo quasi più vicini agli ottomani che non alla Europa occidentale, ciò è dovuto soprattutto alla nostra carenza nella tecnologia amministrativa, che è servita, quei punti sono serviti per integrare le grandi conquiste che abbiamo fatto, però ne è valsa certamente la pena. Dobbiamo però confermare quello che abbiamo fatto finora e non permettere insomma dei ribelli di sopraffarci. E dobbiamo soprattutto concentrarci quindi sulle ribellioni che interessano le province che stiamo integrando, direi. Tanto in Dalmazia mi vengono sempre i colpi quando vedo il successo ai ribelli, ma ok, abbiamo colonizzato intanto e vediamo che nella Terra del Fuoco o anche Tierra del Fuego i portoghesi stanno dilagando. Ho anche reinserito nella musica le tracce originali che avevo momentaneamente soppresso, possiamo dire. Qui quando è che arrivi? 10 giorni. Allora dovremo rischiare questo 7% per aspettare anche queste. Allora 27 15. Non possiamo però aspettare ulteriormente, dobbiamo sperare di non avere davvero questa sfortuna che il 7% di possibilità sia davvero una condanna per noi. Questi li uniamo al resto dell'esercito, forse è la cosa più saggia da fare in questo frangente. Magari riuniamoli in una provincia più vicina alla nostra redazione principale. Era anche Ragusa. E intanto le nostre armate sono bloccate. Qui i nostri cardinali rischiano di essere sopraffatti agli stranieri. No, finora abbiamo avuto un buon esito. Allora aspettiamo altri 3 giorni. Sono passati, no, ancora uno. Ok, il 25 arriveremo. Siamo in parità di numero, anzi loro ci sopravanzano di 1. Non abbiamo un leader migliore del loro, però abbiamo cioè non abbiamo niente in realtà che faccia il nostro esercito superiore a loro, quindi siamo davvero nel massimo periglio, come dico talvolta, e questi 2 soccorsi non è detto che saranno. Questo cosa sta facendo? Non si sa. Forse intanto una rivolta pure a Brescia di contadini. Noi possiamo infischiarcene letteralmente. E qui quanto manca? Non possiamo indugiare ulteriormente, ma stiamo davvero rischiando. Arrischiando il nostro esercito. Speriamo che questi ribelli abbiano un morale non troppo sicuro di sé. Oh mio Dio, inizia non tanto bene la nostra avventura, soprattutto per la sfortuna che ci colpisce, ci affligge sempre. Abbiamo convertito Kharkov e siamo davvero fortunati perché questo accresce di 5 il nostro
la nostra influenza sul Papa e ci potrebbe consentire di riguadagnare un cardinale. Però non so se farlo o se concentrarmi su un solo cardinale a sto punto. Ma facciamolo, speriamo nella fortuna. Allora, possiamo anche convertire qualcun altro, le Shetland, e lo facciamo. Allora, le Shetland sono queste, no, non sono queste, sono quest'altre isole. Speriamo di aver successo, insomma, in queste due conversioni. Qui siamo totalmente sfortunati. Già un altro 3 turni in cui siamo meno fortunati al nemico. Questo è gravissimo. Attenzione però, gli ottomani dichiarano guerra a Bisanzio. Bisanzio non ha speranze, direi. Il nostro obiettivo è costruire una flotta. Sarebbe bello farlo, molto bello, se avessimo i soldi. 0, ma sempre, tutti i turni più sfortunati. Anche questo, insomma, siamo rovinati, abbiamo perso alla grande, se si può perdere alla grande. E allora io direi di mandare al più presto queste truppe qua, prima che sia davvero troppo tardi. Qui stiamo perdendo la manodopera più fresca della nostra nazione, davvero un disastro quello che sta succedendo. Non possiamo reclutare, come sapete, mercenari, non so neanche cosa fare, ma immagino che a sto punto sia assolutamente... E tu dove vai, maledetto? Ecco, stiamo davvero rischiando di perdere l'assedio e forse a sto punto bisogna calcolare quanto impiegherà la flotta ad arrivare, ma sospetto a che punto è al 30%. No, non è qua. Qui dobbiamo andare in soccorso. Qui siamo al 22%, potremmo arrischiarci e annullare la creazione del core. Cioè, più che altro per evitare di arrischiarci troppo. Allora, Uruguay. Se cancellassimo, penso proprio riceveremmo solo la metà dei punti investiti, quindi è davvero una perdita grave. Però hai voglia di fare il giro al mondo, quei ribelli dilagano. E il 14% non è una cattiva possibilità. Devo considerare se abbiamo almeno il 50% di possibilità di vincere, nel qual caso sarebbe conveniente. Sono patrioti inglesi, non abbiamo alcunché da fare, vero? Contro i patrioti inglesi. No. Siamo in una situazione terrificante, insomma, nella quale non abbiamo vere vie d'uscita. E quindi che fare? Questa fortezza, tra l'altro, non ha questa grande guarnigione, quindi era l'unica speranza era il nostro esercito, ma la sfortuna l'ha stroncato. E quindi, oh mio Dio, cosa faccio quindi? Dov'è la nostra flotta? Non arriverà mai la nostra flotta. Piegherà. Provo a considerare un mese per. Piegherà 6, 7, 8 mesi. Non so quanto impiegherà, ma. Questa fortezza non resisterà mai 8 mesi. Terribile, terribile. Non so davvero, forse ci conviene bruciare questi 60 punti per non bruciarne 120. Ma è proprio la cosa che ci manca questa, è davvero opprimente dover... Cioè spendiamo un sacco di soldi per averli e poi sprecarli in questo modo.
Sì, ma è l'unica cosa ragionevole. Cancelliamo il core. È davvero l'unica cosa ragionevole. Ho fatto davvero bene, dai. Cerchiamo almeno di salvare questa. Anzi, facciamo così. È più saggio. Accettiamo le loro richieste, non vogliamo ribellioni. E quindi qua torniamocene qua. Questi dove vanno a Ceuta? Non so se appunto abbiamo il numero sufficiente di mercenari per cavarcela in questa situazione, ma... pure Malta, accidenti, vabbè la Chea, ma Malta è una di quelle regioni che non devono essere attaccate... non dovevano essere attaccate perché è anch'essa soggetta a integrazione. Siamo davvero nella situazione più spiacevole che possa capitare in questi casi. E qui tentiamo di nuovo a questo punto di integrare. Mio Dio. Questo era meglio premerlo fra qualche mese, immagino. Però, che vuoi farci? Allora, io direi... mandiamo... Ah, stavano già andando sti pazzi, non me ne ero neanche accorto, però per un giorno ce l'ho fatta. Anche a Treviso ci sono rivolte. Ma il nostro esercito è scoraggiato completamente dalla situazione. Non riesce quasi neanche a fronteggiare i ribelli, come vedete. Senza il quasi forse sarebbe più adeguato parlare. Qui togliamo il leader e riportiamolo qua perché beh, lasciamo appunto un minimo di truppe nelle colonie perché sono necessarie pure quelle, ma qui intanto abbiamo la possibilità di investire ancora un po'. Cavolo. 20 reggimenti in campagna, no grazie. Allora, in Liburnia abbiamo sistemato i nostri nemici. Dovremmo sistemare adesso gli stessi pure a Malta. Speriamo di essere meno sfortunati qua, però ci sono gravi rischi di rivolta pure qua. Forse ci conviene spendere 70 per non dover buttar via 70. Beh, le cose, i conti tornano, speriamo bene. Mio Dio, siamo davvero al collasso. Abbiamo ingaggiato il nemico involontariamente per di più. Comunque, io direi di andare a Ceuta e poi qua, con i nostri mercenari pronti a colpire. Questi sono un po' in anticipo, io trovo. Vediamo se si uniscono a noi. Bene. A Treviso abbiamo perso quel poco che rimaneva della nostra manodopera. Però almeno in Patagonia orientale. Dov'è la Patagonia orientale? Non ne ho la più pallida idea. Allora, no, è sotto credo, è qua. Patagonia orientale. Guadagniamo 100 di popolazione grazie all'assimilazione nativi, ottimo. Ci voleva un leggero aumento della velocità di espansione. Ma voi siete proprio dei... Cioè, com'è che vi posso definire? Oh mio Dio, e qui siamo completamente privi di guarnigione.
Porca la miseria. E tra l'altro questa volta siamo pure messi peggio perché non abbiamo nemmeno la flotta. Eh, non è una situazione favorevole. È quella che io definisco una situazione sfavorevole. Qui ho sbagliato porto. Ma... E che facciamo? Che facciamo? Non ho la più pallida idea. Benissimo. Cos'è che è successo? Non l'ho capito. Abbiamo attaccato quelli in Ceuta. Qui non facciamo strade strane, spero. Ok. Se quelli là tentano un assalto sono fregato. In pochi mesi questa fortezza sarà completamente in balia dei nemici. Ok, qui almeno in un posto riusciamo ad avere un minimo di successo. Il minimo proprio indispensabile. E la nostra situazione davvero è sfortunata. Ok, a Ceuta abbiamo vinto in maniera clamorosa, direi. Però dobbiamo lasciare qualche... No, di dire la verità non bastano, dobbiamo mandarne 2 qua e poi voi mi andate qua. E infine a Ifni. Così la nostra flotta potrà trasportarvi a dovere. Allora, dov'è il nostro... Ah, facciamo un'altra sostituzione di generali. No, ok, diciamogli nessuno qua. Qui ci serve il migliore. Andate a Malta. E invece qua può bastare questo generale per sconfiggere i nazionalisti di Fez che hanno una tecnologia molto inferiore e un pessimo leader. Ok. Questi sono sempre più veloci nel colonizzare. Oh, abbiamo integrato Pisa però intanto, Un primo sospiro di sollievo e presto potremo integrare anche Firenze. Dai ragazzi, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Fra quanto esattamente non è chiaro. A novembre, ci manca un anno di durissime sofferenze. Che abbiamo ingaggiato intanto il nemico a Malta. Forse ci conveniva aspettare per integrare. E qui intanto un'altra ribellione. Per fortuna c'è Vitale Labia. E insomma, per fortuna, ma non può fare molto. Intanto qui la Francia ci insegue a ritmo serrato. Non so se potremmo far molto. Intanto chi vuole imporsi sono i ribelli del Montenegro. Noi cercheremo di aspettare, di temporeggiare. Ma allora intanto voi andate qui. No, questo non ci interessa. Che cavoli abbiamo fatto non ne ho idea. Però avevamo la flotta e abbiamo premuto il tasto destro. Non si sa bene dove. Ok. Ok, qui aspetta, l'unico... Ok. Abbiamo dei reggimenti scassati, possiamo proprio definirli così. L'ultima nostra speranza è questa armata. Anche questi hanno buone possibilità di successo come ribelli. Non ci resta che sperare di integrare Firenze. Però io sto facendo un grave errore qua. Allora, sapete cosa faccio?
è assolutamente necessario, quindi... Ah sì, ok, c'è tutto. In campagna non è il caso. Boh, non saprei neanche bene dove reclutarle, ma reclutiamo dove c'è, dove non ci sono rivolte ancora, praticamente queste navi. Siamo abbastanza rovinati. Va bene, abbiamo costruito, cioè, o almeno stiamo costruendo, è nostra intenzione costruire queste navi da trasporto che in meno di un anno saranno pronte, saranno necessarie per rispostare questo poveretto. Intanto qui abbiamo fatto un altro debito, la campagna è sotto assedio e siamo sull'orlo del collasso come al solito. Qui siamo solo al meno 7%. Calma. Speriamo di resistere. Pure a Sant'Elena le nostre armate sono sotto attacco. Forza ragazzi, non cedete ai contadini di Sant'Elena. Non vi pago per questo così profondamente. Qui abbiamo comunque buone possibilità. Più o meno. Sì, sembra che ce la stiamo facendo. Qui abbiamo anche un po' di fortuna. Mio Dio, per battere i contadini ci serve avere fortuna, non so se vi rendete conto. Qui anche la Spagna ci insegue in una maniera spaventosa. Lo vediamo qui, non vorremmo proprio che i nazionalisti abbiano successo. Ok, tutto il mondo, cioè tutta la il nostro impero si sta ribellando contro di noi a causa di questo periodo di sovraestensione. Pensate che cosa possono fare questi ribelli. E che facciamo adesso? Proviamo a migliorare le relazioni con la Savoia. Cosa tra l'altro impossibile proprio. Allora, se non ci sono altre ribellioni subito in quest'isola, dovremmo resistere. Allora, invece qua ho i miei dubbi. Accidentaccio. Io direi di invertire i generali, come al solito. Naturalmente tutto questo può avvenire in un millesimo di secondo, trasferire un generale da un capo all'altro al mondo, mentre le navi richiedono molto più tempo. Allora, qui stanno per approdare, ma... Ok, approdate. Speriamo bene perché... Siamo nella stessa situazione di prima. Ecco, questo è quello che ci servirebbe, ma non possiamo prenderlo. Marco Quirini. No, non Marco Quirini, ci serve Alexios Diasorenos. Diasorenos. Sarebbe greco. E sarebbe più che adeguato, però non possiamo di certo permettercelo. Leggera complicanza. Questi avranno il 7% di possibilità di farcela. Senza dubbio. Se ce la fanno io li strangolo perché non è possibile. Già mi si stringe il cuore. No, non ce l'hanno fatta, però c'è carenza di cibo addirittura, quindi la città è proprio sull'orlo della caduta. E quindi dovremo, nostro malgrado, tentare un assalto con le poche forze che ci sono rimaste. Non so, le possibilità di successo sono una su un milione. Dobbiamo aspettare in teoria che arrivino i rinforzi, ma magari questi eroi della patria... Perché pesce? Perché pesce? Pesce, va bene, pesce. Era meglio. Vedo che qui producono sempre gli stessi prodotti insignificanti. Non siamo stati... Allora, quanto manca qua? Ok, non possiamo richiamarli.
e temporeggiare ancora un po'. Ma questo è l'ultimo temporeggiamento che possiamo fare. Voi davvero combattete come eroi perché senza di voi non potremmo fare niente. Io direi anche di rinforzare i reggimenti perché è l'unica possibilità che abbiamo per avere una minima parità con loro. Non ce la faremo mai comunque, però se dovete morire, morite per salvarci dagli inglesi, vi prego. Abbiamo ancora fatto una conversione, questo è ottimo. Eh, Sembra quasi che potremmo spenderla in altri cardinali, ma io mi contengo al momento, forse. Anzi, spendiamola in queste, che è la cosa migliore. Vabbè, intanto si è sbloccata l'ultima idea. Ma direi che è una buona idea. Cioè, sì, è il caso di sbloccarla, sì. Non abbiamo trattative di pace da svolgere, quindi guadagniamo pure questa, l'ultima delle idee veneziane e il casus belli e il potere di commercio. Questa è davvero un'ottima idea, una delle più vantaggiose delle idee di espansione, dopo il colono naturalmente e i due posti in più per le relazioni diplomatiche. E non possiamo più convertire comunque nessuno al momento. Qui comunque ci stiamo avvicinando. Insomma, resistete il più a lungo possibile. Il territorio è sfavorevole a noi, però forse saremo un pochino più fortunati. Cioè, ma proprio forse. Mm, una possibilità poco credibile a dire la verità, ma qui com'è? Stiamo quasi per finire alcune delle navi. Qua siamo già sbilanciati a favore dei cannoni. Per fortuna le capacità del nostro leader controbilanciano la sfortuna. Dai, è un po' più equilibrato lo scontro, anche se sembra che comunque andremo a perdere. Abbiamo perso pure le pretese su una provincia. Finalmente un turno un po' più fortunato per noi. Eh, sì, stiamo indebolendo comunque i nostri nemici, o quantomeno gli stiamo facendo prendere, cioè stiamo prendendo tempo. Ma prendere tempo non è detto che basterà. Se vinceste sareste degli eroi, ma Brescia ormai è caduta sotto i contadini. Allora, adesso il guaio è anche che non abbiamo disponibile il generale. Accidenti, abbiamo un 20% già in questo mese di possibilità di perdere. Una bellissima possibilità, perdere. Ci è offerta generosamente la possibilità di perdere. E qui siamo nella stessa situazione di prima. Che fare? Beh, questa volta non rinunciamo, ce la rischiamo fino all'ultimo giorno perché ci sono dei rinforzi che stanno facendo tutti. Ecco, abbiamo fatto male invece. Oh, davvero sfortunati siamo. Qui forse ci converrebbe non rischiare ulteriormente. Cerchiamo davvero di staccarci qua, ma... E va bene. Non ce l'abbiamo fatto. Abbiamo speso più del doppio, praticamente. Ho un'altra rivolta qua, non è possibile. Ma come si fa ad andare avanti così? Oh, ahimè. Ok, non è una buona idea, insomma, abbiamo scoperto, già lo sapevamo, ma c'era bisogno di conferme che mandare la sovraestensione alle stelle non è esattamente consigliabile. Mm. Io qui sto aspettando gli ultimi 2 mesi prima di...
E questi li sto mandando qua, ma ormai non ha tanto senso. Vabbè. A questi, insomma, vabbè, guadagniamo pretese su Linz dell'Austria. Questi ormai dobbiamo davvero far pagare tutto quello che ci hanno fatto, perché non è possibile, non è davvero possibile che dopo aver negoziato con noi siano di nuovo insorti. È davvero contro tutte le... la- scusate, sono un po' impallato, ma contro tutti gli accordi, insomma. Eh, ci mancavano questi. Ok, Andrea Pordenone. Dobbiamo adesso spaccargli il culetto a sti maledetti inglesi che si divertono tanto facendo il nostro male. Allora, siamo leggermente in perdita, ma proprio appena leggermente. Ecco, tassiamo lo zucchero, l'unica cosa che possiamo prenderci praticamente è lo zucchero, che è uno dei maggiori focus delle nostre colonie, genera molto denaro e possiamo tassarlo. E lo tassiamo, dato che abbiamo pure delle finanze davvero terrificanti, come ben sapete. Allora, quanto manca? Dai, potremmo riuscire a Firenze a completare tra un mese l'integrazione. Ecco, adesso voi proprio distruggeteli, questi maledetti. È proprio solo per il gusto di distruggerli fino all'ultimo uomo. Ecco, devono capire che insorgere contro di noi non è vantaggioso. Oh, almeno qui produciamo tabacco. Qui, cavoli, sono velocissimi i portoghesi, ma hanno delle possibilità davvero incredibili, dovute più che altro alla fortuna. No, che cavoli sono dovute? All'efficienza di produzione anche. Va bene. Interessante che l'efficienza di produzione influenzi la velocità di costruzione delle colonie, non me ne ero mai accorto. Mm-mm. Allora, oh mio Dio, qui c'è un'altra ribellione, di cui per fortuna, diciamo, non mi ero accorto fino ad ora, ma che adesso mi tocca vedere attuata. Abbiamo un altro cardinale a disposizione, cioè un altro... Ma questi sono rapidissimi nell'evoluzione di questa cosa. Noi continuiamo a investire su questo cardinale con l'obiettivo di distanziare. Qui sono davvero al limite, ma io penso che almeno questa ce lo siamo risparmiati, perché se tutto va bene, tra 5 giorni... Ok, ok. Tra... Abbiamo perso, cioè guadagnato, come si può dire, abbiamo preso dall'inflazione, cioè tanto per rendere più intollerabile la nostra sciagura, ma il 20 novembre abbiamo finalmente guadagnato la nostra provincia nazionale a Firenze e soprattutto, vabbè, questa è un'inconvenienza minore che la nostra reputazione fa pensare che noi siamo l'emanazione del demonio, no? Non lo so eh, esatto. Vabbè. Perché adesso ciò che davvero importa è poter prendere questa decisione. Ah, come cuore del Rinascimento, la nostra nazione sta risplendendo culturalmente. Siamo appena entrati nell'inizio
di ciò che sembra una prolungata ribellione artistica, specialmente nel campo dell'architettura e della letteratura. Ribellione, perché? Vabbè, l'evoluzione culturale non sta aiutando però la nostra nazione nel mantenere la pace all'interno dei nostri confini. La nostra nazione è continuamente colpita da stati stranieri che cercano di guadagnare potere e territori. Però adesso che abbiamo incontrato tutti i prerequisiti per formare la nazione italiana, possiamo appunto porre fine a questa situazione e prendere questa decisione. Guadagneremo 25 di prestigio e in particolare la nazione cambierà in Italia. Guadagneremo pretese su tutta la regione italiana, compresi quindi lo Stato di Genova e quello dei Savoia, e in particolare cambieranno le nostre idee nazionali. Non avremo più queste tradizioni e idee, quindi capacità del legalese soprattutto per i mari interni e alcuni focus sul commercio, questo diplomatico extra che scomparirà, ma avremo idee completamente nuove. Premiamo. Eccoci. Allora, adesso la situazione, io speravo che con questa decisione i ribelli, ecco, alcuni ribelli sono scomparsi grazie a questa decisione, ma non molti, devo dire. Quindi questi purtroppo non abbiamo niente a fare. Dobbiamo accettare le loro richieste. Come prima decisione da Italia Unita dobbiamo soccombere ai ribelli. Però come vedete adesso la nostra bandiera sventola ovunque. Peccato che la situazione comunque non sia delle più favorevoli. Io speravo, maledetti inglesi. Non sarà affatto facile. Allora, e qui che cavoli faccio allora? Speravo appunto in qualche supporto, ma appunto dobbiamo prendere questi e insieme controllare le altre navi in modo da raggrupparle a Malta e sperare di riuscire ad attaccare, se non altro, i ribelli della Liburnia. Non so, datemi un consiglio, è più giusto chiamarla Liburnia, che è questa zona, tutta la regione, oppure dato che la capitale è Fiume la chiamo Carnaro, che in realtà è questa zona solamente, ma è un nome più forse conosciuto in italiano. Va bene, comunque io chiudo qui l'episodio e alla prossima, in cui fortunatamente, cioè penso proprio riusciremo a porre fine a queste tremende ribellioni che ormai soffocano tutta la nostra vita nazionale, e qui porteremo il nostro attacco definitivo a vabbè, usiamolo comunque, a questa provincia odiosissima. Abbiamo perso già 180 di potere amministrativo inutilmente per quella regione. D'altronde non si può sempre essere fortunati. Gli ottomani si stanno espandendo, quindi ci aspetteranno insomma nuove avventure come Italia. Qui abbiamo pure questi, dobbiamo assolutamente accettare le richieste. E pure di questi dobbiamo... Insomma, qui perderemo in un men che non si dica tutto il nostro prestigio. Però no, non possiamo perderlo così, manderemo dei soccorsi, insomma, perché non è tollerabile questa situazione. Allora, mandiamo queste 3 navi a occuparsi di questo assedio, sperando che non si propaghino nuove ribellioni, perché se no non sarà proprio una situazione facile.
Comunque, tutto sommato, la situazione è migliorata più o meno. Ok, le nostre finanze no, però la sovraestensione adesso è quasi minimamente sotto controllo. Ci manca un periodo di 3 anni comunque per averla davvero sotto controllo. E... Beh, vi mostro come ultima cosa le idee nazionali italiane. Abbiamo il modificatore del costo di stabilità, quindi un ottimo modificatore che riduce, anche se non di molto, il costo della stabilità, cioè i nostri preziosissimi punti amministrativi potranno essere risparmiati. Poi questo si chiama non un costrutto geografico, non appunto come diceva il... cos'era? Eh, Metternich, cioè il primo ministro austriaco, l'Italia come un'espressione geografica. E poi la tradizione della legione, che è un'improbabile idea nazionale che comunque ci fornisce una capacità della fanteria nel combattimento che ci sarà davvero molto utile anche già ora nel sconfiggere i ribelli. Manteniamo come aveva anche Venezia una capacità di combattimento per le galee e un minore costo. Soprattutto una cosa preziosissima è la nostra manodopera che salirà del 33%, le tasse del 15%. Grazie, no, questo è l'ufficio dei censori, ecco, questo è Mare Nostrum, questa invece riforma delle tasse italiana. Infatti è una riforma particolarmente italiana perché potremmo definirla come un aumento delle tasse, basta praticamente. No, sto scherzando. Vediamo come la spiega. L'impero occidentale ha cessato di essere effettivo quando non ha più ricevuto il supporto di tasse per le sue armate. Dobbiamo assicurarci che questo non avvenga alla nuova Roma, che è rinata, insomma, come Fenice, come la Fenice che rinasce dalle ceneri. Interessante questo. Insomma, questa strana Italia è proprio, si considera assoluta erede dell'impero romano. Infatti questa è la penultima idea nazionale che aumenta la nostra autorità imperiale. Però abbiamo perso anche un elettore nel frattempo. Anziché guadagnarne ne stiamo perdendo, com'è possibile? Colonia cosa pensa di noi? Vabbè, ce la possiamo fare con Colonia. Io penso che aspettando qualche anno ce la possiamo fare. E poi abbiamo invece una idea completamente diversa, ma qui parla sempre di impero romano, comunque il passo verso la cittadinanza. E qui parla della potenza dell'impero romano, era l'abilità di di rendere coloro che lo governavano, farli volere essere parte dell'impero. Noi emuleremo questo sistema per fare coloro che fanno parte dei nostri domini, fare in modo che cerchino di essere parte del nostro impero, cioè fare l'esatto contrario di quello che fanno sti farabutti inglesi. E questa idea è davvero preziosa, è forse la migliore di tutte perché riduce il costo di creazione dei core del 25%. Cioè praticamente è come avere quest'idea nazionale senza costi. Le tradizioni ci danno più potere commerciale e migliori relazioni al tempo. E inoltre l'ambizione ci dà più difese forti. Quindi come vedete queste idee nazionali italiane sono molto belle. E va bene, allora vi saluto, alla fine ho fatto un episodio assolutamente regolare. E alla prossima!